Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo con i gentleman in sulchi a cavalli di 3 anni, vincitori di 5.000 euro in carriera, premio Liegi Baston Liegi. 1 Cometa LL Michela Rossi, 2 Champagne Fior Pier Giovanni Michelotto, 3 Carina Spritz Otello Zorzetto, 4 Chanel Grad Monica Gradi, 5 California Stefano Baldi, 6 Cassano Leonardo Vastano. Seconda fila 7 Conway dei Greppi Nicola Del Rosso, 8 Cia 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 sì Carlo Ballotta. Vediamo che rinuncia al lancio Cassano, partono piano anche i 2 della seconda fila. Stacco della macchina, veloce Cometa LL, cerca di mantenere la corda su Carina Spritz e California, mentre Champagne Fior si butta alla corda, rimane in testa l'allieva di Michela Rossi, cerca la posizione Carina Spritz e la trova, mentre c'è l'errore sulla curva di Champagne Fior squalificato, e quindi si mette terza California davanti a Vastano. California accenna a spostare ma poi si getta di galoppo e quindi numero 5 California squalificato. Trapassone per Cassano che sembrava voleva andare a chiedere strada, ora si rimette sulle gambe l'allievo di Leonardo Vastano dopo i primi 400 metri e va all'attacco di Cometa LL, ma rimane in testa l'allieva di Michela Rossi, sempre Carina Spritz in seconda posizione. Siamo ai 600 con sempre in vantaggio Cometa LL davanti a Cassano che insiste al largo. Insiste l'allievo di Leonardo Vastano dopo il 46,7, passa al comando qui al passaggio davanti alle tribune con un 14,5, 1-1-2 il primo giro. Terza posizione sempre per Carina Spritz, hanno preso vantaggio i primi 3, in quarta posizione a distanza è Chanel Grad, intanto Cassano prosegue di buona lena, percorre il primo chilometro in 1,16 tondo, cerca di riprendersi Cometa LL dopo l'attacco portatogli dal maschio, poi ancora Carina Spritz, tonica in terza posizione, gli altri sono molto più lontani con Cia 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 sì che cerca di mettersi in luce. Retta di là passata ancora in meno di 15 con in vantaggio sempre Cassano che ha buon vantaggio, mentre le 2 femmine Cometa LL e Carina Spritz cercano di ravvicinarsi, ma ancora un paio di lunghezze di vantaggio Cassano che passa l'ultima curva ed è nettamente in vantaggio. Cassano si distende ancora e viene a vincere bene, mentre la lotta ormai solo per il secondo posto con Carina Spritz che cerca di apparigliare Cometa LL che però si difende ancora e mantiene il secondo al quarto Cia 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 sì. La vittoria per Cassano che si getta in un galoppo liberatorio dopo il palo. Leonardo Vastano, il training di Alessandro Gocciadoro, i colori della scuderia Robin, 1,15 spiccioli per questo figlio di Royal Blessed e Natassia B che viene a vincere alla Prima di Bologna.